parlando di farmer market. Sindaco Granello, che cosa ha ricevuto in dote dall'amministrazione precedente per quanto riguarda il mercato agricolo locale? Allora, abbiamo ricevuto in dote la realtà anche sotto gli occhi di tutti, ossia in un primo momento abbiamo ricevuto questo spazio pubblico entro il quale hanno cominciato a ritrovarsi alcune bancarelle, alcune entità, alcune realtà del nostro territorio, le quali hanno cominciato a portare i propri prodotti per così fornire alla popolazione un prodotto a chilometri cosiddetti zero. Quindi l'idea buona, anche sposata in passato da varie entità politiche, dove cercando di incontrare la popolazione dicendo cerchiamo di restringere quello che sono i costi dei trasporti per fare in modo che i produttori possano avvicinarsi alla gente e quindi conseguentemente rendere un servizio sociale a un minor costo. Oggi cosa le sembra di questa realtà? Allora, in un primo momento era un piccolo gruppo di persone le quali trovavano, mi sembra, dalle due o tre visite che ho fatto personalmente, poco riscontro. Dalle prime informazioni prese sembrava anche che quanto offerto non venisse appunto offerto a costi così bassi come i chilometri zero potevano far sperare, far pensare. Ultimamente ho visto invece così un aumentare del fenomeno, cioè la gente ha cominciato a frequentare. Qualcuno al quale ho chiesto come si trovasse mi ha detto che si trovano anche bene, che i prodotti sono abbastanza di qualità. Qualcuno ha anche il dubbio però che questi prodotti non provengano dal mercato locale. Quindi non vorrei si ingenerasse qualche furbata di qualche così, però è inutile fare il processo intenzioni. L'idea è buona, speriamo adesso magari con controlli più e appoggiandoli magari con un po' di pubblicità, vediamo se riusciamo a farla decollare. Per cui l'idea appunto di come porsi in futuro rispetto a questo mercato, qual è da parte dell'amministrazione? Ma da parte nostra penso che sia da insistere, perché forse andare incontro alla gente e dargli un prodotto di qualità a minor prezzo vuol dire aiutare le famiglie. Noi dobbiamo stare assolutamente attenti che questo non sia un modo per far concorrenza sleale ai nostri commercianti, perché anche loro stanno tirando la carretta, e quindi far sì che effettivamente quelli prodotti locali siano venduti come tali e non siano una sorta di commercio per arginare la normativa. Perfetto.